Seconda corsa, cavalli di 3 anni, sono in 14 al via dopo il ritiro del numero 1 Chanel DVS, 2 Carlitos Francis, 4 Clipper Gums, 5 Candy Regal Abi, 6 Camargue Best, in seconda fila 7 Cartier, 8 Caster dei Greppi, 9 Caribe Risaya TRGF, 10 Coveri della Cava, 11 Red Mailvania, 12 Cara, terza fila 13 Capuzzi, 14 Corsaro di Mare, 15 Cagliostro Col. Rapporto di scuderia tra i numeri 6 e 15. Stacco della macchina, velocissimo, Candy Regal Abi prende il comando con Tommaso Gambino davanti a Clipper Gums, poi in terza posizione Carlitos Francis, intanto è in grave ritardo Cartier. Ha preso il largo la figlia di Vivid Wise S, addirittura 14,4 i primi 200 metri, a una ventina di metri segue Clipper Gums che è come se fosse in testa nell'altro gruppo. Preso proprio la mano Tommaso Gambino, questo numero Candy Regal 11, Abi, questa femmina, 28,6 addirittura i primi 400 metri, si è scavato un gap ancora più lungo, forse ormai sono 30 i metri di vantaggio. Arriva di slancio al paletto dei 600 metri in 44 appena abbondante, passaggio davanti alle tribune con in fuga Candy Regal Abi e Tommaso Gambino. Clipper Gums guida gli inseguitori, davanti sempre a Carlitos Francis, poi Chanel DVS in quarta posizione davanti a Caster dei Greppi, al largo ci prova Camargue Best, poi anche il 12 di Karat, ma con questo ritmo è fatica a venire su, il giro in 59,3. Ora affievolito lo slancio Candy Regal Abi, numero 15, sembra letteralmente ferma al chilometro passato in 1,15,9, si fanno sotto gli altri, soprattutto Clipper Gums e Carlitos Francis. Ora stanno avvicinando la battistrada che non ne ha più, già a poco più di 400 metri dalla conclusione. Il più incisivo sembra Carlitos Francis che ora ha preso il comando dopo la frazione di là in 16,2, lo insegue Clipper Gums. Poi via via gli altri, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con in vantaggio il figlio di Gruccione Jet che percorre l'ultima curva in 15,8. Retta d'arrivo in vantaggio Carlitos Francis, attaccata da Clipper Gums, si getta di galoppo Caster dei Greppi, a largo di tutti è Chanel DVS e alla fine Clipper Gums attacca ed è Clipper Gums che viene a vincere su Carlitos Francis, mentre al terzo Chanel DVS su Corsaro di Mare al quarto perché si è gettato di galoppo Caster dei Greppi. Quindi vittoria per Clipper Gums. Lorenzo Baldi al primo percorso netto ed coincide con la vittoria che batte un comunque valido Carlitos Francis che aveva provato la fuga sulla curva finale e lo batte di un'incollatura. Mentre per il terzo posto rivediamo, passa sul palo Caster dei Greppi che però ha rotto in arrivo, quindi terza Chanel DVS sul 14 di Corsaro di Mare.